e andiamo in Veneto. Ci siamo. Grazie Vice Direttore, abbiamo invitato Rodolfo Viola, onorevole deputato del Partito Democratico. È un po' la notizia del giorno, un suo parere telegrafico su questa vicenda Ruby-Berlusconi, Presidente del Consiglio indagato con un'accusa vergognosa. Beh, l'accusa, diciamo... L'accusa è vergognosa per chiunque. Perfetto, è un'accusa pesante. Il vero problema è che il Paese è attraversato da grossissimi problemi, l'occupazione, la disoccupazione, lo sviluppo economico, il sistema delle imprese che fa fatica a ripartire, e purtroppo la notizia del giorno è questa, e quindi il Paese si trova costretto a dibattere, a discutere di un problema assolutamente privato per quanto mi riguarda del Premier, che ha dei riflessi evidentemente, naturalmente non dei riflessi giudiziari. Ecco, dei riflessi giudiziari. Io non mi esprimo naturalmente nel merito della vicenda, non ho né le competenze né la conoscenza dello stato attuale delle cose, però è evidente che insomma noi ci stiamo arrabattando su una cosa che non interessa agli italiani, mentre le cose vere che interessano agli italiani, le cose di tutti i giorni, purtroppo... Ma se le cose che interessano agli italiani sono altre, questo è un punto a favore di Berlusconi sul caso Ruby, perché non si parlerà a lungo di questa vicenda. Il vero problema, ma infatti io dico non corro dietro a questo, giustamente ha detto Bersani, ha detto insomma non avvitiamoci su questa cosa per l'ennesima volta, stiamo parlando solo ed esclusivamente dei problemi di Berlusconi e non dei problemi del Paese. Il vero tema è che da un anno a questa parte chi si sta governando, cioè Berlusconi, non sta più preoccupando dei problemi del Paese, ma sta preoccupando dei suoi problemi. Parliamo di altri problemi, quelli del Veneto orientale. Lei è stato il primo deputato a presentare un'interrogazione, almeno per quanto riguarda il Veneto orientale, sul digitale terrestre e i suoi disagi. Deluso un po' dal fatto che il ministro Romani non abbia risposto nella giornata di giovedì, oppure favorevole al fatto che Romani acquisisca ulteriore documentazione e risponda la prossima settimana su una vicenda, questa sì, vergognosa quanto l'accusa di qui sopra? No, diciamo che io ho aderito alla richiesta della segreteria del ministro Romani, che mi chiedeva sostanzialmente di dare il tempo di aprire di fatto un'interlocuzione con la RAI per capire come era possibile risolvere il problema. Dalle parole del segretario particolare del ministro si è capito chiaramente che l'interrogazione coglieva gli elementi essenziali del problema e che quindi erano impegnati a cercare di capire se era possibile trovare una soluzione. Il ministro Romani, ministro salva RAI, quindi salva digitale? Ma io spero che sia salva digitale, non salva RAI, perché se salvasse la RAI vorrebbe dire che non ci darebbe risposta. Certo. Purtroppo dobbiamo finire qui l'intervento. Linea alla redazione centrale. Grazie all'onorevole Viola. Grazie a voi.